e si è arrivati al giorno tanto atteso, lunedì 18 maggio. Ecco, con quale stato d'animo vi apprestate a riprendere dopo questo lockdown di 2 mesi? Ci sembra di essere da un lato come il primo giorno di scuola, perciò emozionati perché non sai a cosa andrai incontro e un po' preoccupati perché comunque la situazione ancora non riusciamo a capire, non riusciremo a capirla per un pezzo, capire a cosa andremo incontro. Sicuramente con uno stato d'animo positivo e voglioso di fare. Cerchiamo di trovare delle soluzioni alternative per, eh, per dare un servizio comunque ai nostri clienti. Manteniamo la consegna a domicilio. Sicuramente non è stato facile il periodo di chiusura che abbiamo affrontato. Ora proviamo a ripartire sapendo che la situazione non è semplice per tutti i nostri clienti che prima erano abituati a venire qua a bar da noi. Avete incontrato qualche difficoltà per adeguare il negozio alle disposizioni del nuovo decreto? Ecco. Difficoltà anche no, perché diciamo che il buon senso ci ha portato già a intuire quelle che potevano essere le direttive, per cui sicuramente siamo andati incontro a delle spese impreviste. Non tante, perché per fortuna il negozio è grande, sopra i 100 metri quadri, perciò con due anche un'entrata e un'uscita le abbiamo adeguato un percorso, abbiamo dato ovviamente tutte le possibilità per i clienti di trovare il gel, i guanti, le mascherine e per il resto insomma al di fuori della difficoltà economica che abbiamo avuto, per il resto non abbiamo avuto grosse difficoltà. In effetti le disposizioni non sono tantissime, magari c'è stato qualche momento in cui non erano tanto chiare, non si capiva bene cosa era obbligatorio e cosa no, alla fine bastava comunque aspettare un decreto ufficiale e siamo adeguati sulle misure da prendere, sulle distanze da mantenere, sui igienizzanti. Gli obblighi non sono tantissimi. Diciamo che come percentuale di igienizzazione e tutto il resto non è che cambi tanto rispetto a prima. Un po' più scomodo lavorare con i guanti, certi lavori però, vabbè, se per qualche periodo si può fare certe cose. Non sono... Siamo tenuti a far rispettare le distanze per la sicurezza, giustamente, e quindi non sarà facile, vediamo. E un'ultimissima domanda, gli aiuti governativi e comunali vi sono serviti o avete riscontrato qualche problema di carattere burocratico? Beh, sicuramente i 600 euro sono arrivati, quelli ok, so che la cassa integrazione, so per certo, non è arrivata ai nostri dipendenti e questo è grave perché c'è bisogno di liquidità anche per loro. Per il resto noi attendiamo ancora con il nuovo decreto un aggiornamento di quello che possiamo avere per i danni subiti, stiamo attendendo e speriamo che la liquidità arrivi presto perché le imprese mai come in questo momento hanno bisogno di liquidità per andare avanti, perché adesso tutti apriranno o tanti apriranno, ma i seri problemi saranno fra qualche mese quando ci sarà da pagare tutto e magari non ci sarà liquidità sufficiente per andare avanti. Non è che abbiamo contato tanto su quello, a noi ci bastava avere delle linee guida per poter lavorare tranquillamente e riuscire a gestire quello che abbiamo con le nostre risorse.